Seconda puntata. Durante le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 a Cortina, un progetto di accoglienza ha coinvolto volontari in un'esperienza di vita condivisa. Attraverso la gestione autonoma delle attività quotidiane, i partecipanti sviluppano indipendenza, collaborazione e fiducia in se stessi. In questa seconda puntata si raccontano le esperienze di Jordi, Anna, Elena, Jessica, Denis, Alexei e Anna. Un percorso di crescita personale, arricchito dallo spirito olimpico e dall'incontro con gli altri. Io sono Giorgia e abbiamo preso in carico questo progetto durante le Olimpiadi di Cortina, per cui accogliamo dei volontari delle Olimpiadi che vivono con noi 2 settimane e ci occupiamo di assisterli quando non sono al villaggio olimpico. Quando non sono al villaggio olimpico i ragazzi vivono tutti assieme in questa casa e il nostro scopo è far sì che vivano quanto più in autonomia possibile. Le attività quotidiane sono svolte in autonomia da loro. Ad esempio scelgono il loro menù ogni settimana e dopo andiamo a fare la spesa. Abbiamo dei turni delle pulizie. Queste settimane abbiamo cercato di far vivere loro quanto più lo spirito olimpico, quindi assistere ad esempio alla cerimonia di apertura. Alcuni dei ragazzi sono arrivati qui che faticavano a fare certe cose perché pensavano di non riuscirci e quando sono stati spronati a farle in autonomia ci sono riusciti e probabilmente sarà un cambiamento che si porteranno anche a casa e per noi è una grande soddisfazione perché siamo riusciti a insegnargli a fare qualcosa che prima non sapevano fare o pensavano più che altro di non riuscire a fare. Allora, mi chiamo Anna, ho 37 anni. Questa esperienza qua mi è piaciuta perché è la mia prima esperienza fuori di casa. Ho fatto amicizia con tantissimi amici qua in appartamento. Ho conosciuto tantissimi atleti, ho ricevuto tantissime spille e mi piace continuare. Ho imparato a fare la bella guardaroba, a servire i giocatori quando mettono la roba agli sci, che prima non riuscivo a farle. Per me stare in compagnia, aiutare anche gli altri che hanno difficoltà, collaborare tutti insieme è bello. Sei fuori di casa senza genitori che ti stanno sempre attaccati, è una bella esperienza e farei ancora, continuerei ancora. Mi chiamo Max Deola e il mio ruolo è fare l'operatore. Questa esperienza per me è stata una novità, un'opportunità di imparare nuove cose, tra cui la convivenza con i ragazzi che non avevo mai sperimentato prima, che mi ha insegnato prima di tutto a interagire con mondi diversi e cercare di immedesimarmi nell'altro, perché hanno dei ritmi, hanno delle abitudini strane e ogni tanto difficili da capire. Però è stato molto bello riuscire a sintonizzarsi e sebbene i primi giorni siano difficili, dopo ti crea una felicità e una voglia di continuare tale da farti mancare il momento in cui vanno via, insomma, voler che questa esperienza duri per sempre. E credo che alla fine di questa esperienza avrò ricevuto più io dai ragazzi, sarò cresciuto più io rispetto a quello che posso donare io a loro. Sono Alexei Betti, vengo da Villafranca Padovana e ho 25 anni.
Nell'esperienza come volontario alle Olimpiadi di Cortina mi è piaciuto questa esperienza, che è appunto stare insieme agli altri, aver visto il villaggio olimpico, gli atleti e anche a me, come penso gli altri, raccogliere comunque le spille dei vari stati, delle varie nazioni, insomma. È bello saper aiutare gli altri perché intanto sei felice te stesso di saperli aiutare. Anche se oggi non è facile sapere sempre aiutare gli altri, anche perché in questo mondo che gira non è facile, però comunque poi hai una soddisfazione in te stesso che ti fa sentire qualcuno, insomma, in quel momento che gli hai dato, sei riuscito a dargli una mano, ok? E quindi è sempre bello, insomma, dargliela, se è possibile. Allora, secondo me lo sport insegna questi valori. Intanto il valore più grande secondo me è che potrebbe essere anche una sorta di guerra pacifica fare lo sport fra paesi, invece di usare le armi. Le dispute si potrebbero veramente sistemare con una gara di qualcosa, se fosse semplice, quindi anche i soldi non renderli così importanti come li stiamo rendendo adesso, insomma, quindi vedere che goderci la giornata e non che un pezzo di ferro e un pezzo di carta sia il fondamento di questo mondo, insomma, che è il fondamento, è quello che noi abbiamo attorno, insomma. This experience was very nice. Mi viene.